Dopo gli espropri, dopo l'attesa di indennizi che sembrano non arrivare mai, la beffa è il danno di un cantiere che gli ha messo fuori uso gli elettrodomestici. Per i residenti di via Postumia a Casoni di Mussolente i guai con il cantiere della nuova superstrada pedemontana veneta non finiscono mai. Ai primi colpi di benna sono rimasti al buio, tranciato un cavo dell'energia elettrica. Prima il blackout, poi con il ripristino della corrente la scoperta di molti elettrodomestici da buttare. Chi ci paga è la domanda che hanno posto ieri a Rete Veneta ed una nostra giornalista oggi è andata nella sede di Veneto Strade per parlare con l'amministratore delegato Silvano Vernizzi. SIS, che è il consorzio che sta facendo la pedemontana, afferma che quando ci sono cantieri di questo tipo danni del genere possono capitare, ma se è stato fatto un danno dimostrabile, SIS è pronta a ripagarlo ai cittadini. Il ripristino dell'energia elettrica però, viene anche chiarito, è stato fatto ad opera dell'Enel. Per quanto riguarda gli espropri, sempre SIS chiarisce che stanno procedendo ai termini di legge. Una promessa ottenuta da Rete Veneta sulla quale Rete Veneta vigilerà.